redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Tanti gli argomenti, ma vediamo i nostri titoli. Cambiano gli scenari della politica regionale proiettata verso le regionali. Jole Santelli presenta la sua candidatura, Oliverio invece è pronto al passo indietro. La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Calabria ha fatto registrare notevoli danni. Le zone più colpite il Cosentino e il Vibonese. Giuseppe Greco, magistrato in servizio all'ufficio GIP GUP del Tribunale di Cosenza, è stato aggredito nel garage della sua abitazione da 2 persone a viso coperto. Indaga la polizia. 11 finte società per ottenere finanziamenti, 13 indagati e 2 misure cautelari, sequestrati oltre 2 milioni di euro dalla Guardia di Finanza di Cosenza. Litiga in famiglia e tenta di lanciarsi da un ponte della strada provinciale nel Vibonese, salvata dai carabinieri. Un ottimo Cosenza annichilisce il Pisa, 3 reti dei rossoblù, in grande evidenza l'attaccante Rivière. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di politica. A circa un mese dalle prossime regionali, Jole Santelli presenta la sua candidatura. Sentiamo. Jole Santelli, nella sua prima da candidata alla presidenza, siede accanto agli alleati per mandare un primo messaggio, che è quello dell'unità. Chiarisce subito che non parlerà di legalità perché, ha detto, è la precondizione, e che vuole sostituire il sostantivo speranza con la più calzante concretezza, che significa fatti. Chi si aspettava una massiccia dose di polemiche torna a casa un po' deluso, tranne che per un passaggio: vogliamo sostituire l'io con il noi. Un piccolo excursus sul viatico della candidatura, spiegando che quando non ci si mette d'accordo, chi ha responsabilità del ruolo deve fare un passo in avanti. Per il resto, parole e frasi da infilare nel dibattito politico, le critiche alla sinistra disastrosa nel governo della regione, poi la proposta: sono pronta a diventare presidente della regione con una squadra perfetta. Parliamo di progetti, parliamo di cose da fare, parliamo del tanto che abbiamo e di come quel tanto che abbiamo renderlo capace di fare sviluppo per tutti. Occupazione è il grande tema, e sviluppo, e soprattutto quindi una regione che ritorni ad essere un ente programmatore di sviluppo, e quindi meno gestione di potere ma programmazione reale, e soprattutto come deve fare la politica, come è giusto che faccia la politica, fare delle scelte. Fin qui il centrodestra, ma anche il centrosinistra ha accolto l'appello di Zingaretti e Mario Oliverio ha convocato la coalizione proprio per la valutazione partecipata sulla situazione politica, proprio alla luce dell'appello del segretario nazionale del PD, proprio in merito alla necessità di costruire un ampio schieramento unitario delle forze democratiche e progressiste con l'obiettivo di contrastare e sconfiggere il centrodestra a trazione leghista. Di novità ce ne sono, e come, a dire il vero, già maturate ieri sera. La notizia più eclatante, almeno per come è maturata e per le tante cose dette nei giorni scorsi, è questa: Mario Oliverio fa macchina indietro e dice di aver accolto l'invito del segretario Zingaretti perché è un uomo di partito. Traduciamo: ritorno alla base e sostegno a Callipo. La politica è questa: un giorno si lotta, nell'altro si è amici. Succede allora che il presidente uscente, che aveva invocato il passo indietro di tutti, si è ritrovato nelle condizioni di doverlo fare da solo. Il guaio è che la mossa a sorpresa di Oliverio rimescola le carte e pone nelle condizioni tutti coloro i quali si sono illusi di giocare la partita in autonomia, sfidando all'interno il centrosinistra, di trovarsi nella difficile condizione di ricercare una nuova collocazione. A questo punto toccherà a Graziano vagliare le richieste e scegliere valutando caso per caso. C'è tempo per recuperi in extremis e salvataggi. Vedremo nelle prossime ore ciò che accadrà, ma di certo resta il rammarico di quanti hanno puntato sulla voglia di rivincita di Oliverio. Parliamo adesso delle forti ondate di maltempo che sono abbattute sulla Calabria, che hanno fatto registrare notevoli danni. Le zone più colpite sono state il Cosentino e il Vibonese.
Le onde alte e la mareggiata violenta stamattina sulla costa tirrenica del Vibonese per l'antico molo di Pizzo, già fragile, non c'è stato scampo. La struttura si è arresa alle intemperie che hanno causato il cedimento della parte finale del pontile, già provata dal maltempo dei giorni scorsi. L'area interessata dalle lesioni era stata già chiusa con apposita ordinanza del comune. Il mare in queste ore fa paura. Guardate le immagini che arrivano da Fuscaldo. Siamo nel Cosentino, una zona già duramente provata dalla furia delle acque. Motondoso che ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria, ritardi fino a 50 minuti, danneggiati dal mare agitato gli impianti della rete ferroviaria in più punti, fra Cannitello e Bagnara, Rosarno e Mileto e Vibo Pizzo. Nel Cosentino si contano i danni dopo la domenica nera di ieri, caratterizzata da vento forte e pioggia intensa, che ha impegnato i vigili del fuoco in decine di interventi. Centralini roventi con il comando provinciale che ha deciso il rafforzamento delle squadre di soccorso. In particolare tragedia sfiorata a Montalto-Fugo, dove a causa di un forte vento un albero è caduto su un'autovettura parcheggiata al cui interno al momento non c'erano passeggeri. A Settimo di Montalto un albero si è sradicato rimanendo poggiato ad una tettoia. Per rimuovere il pericolo è stato necessario l'intervento di un'autoscala. Sulla statale 107 in località Arcavacata di Rende una grossa quercia a causa del forte vento è caduta sull'asfalto ostruendo completamente la statale. Anche qui fortunatamente non si sono registrati feriti, in quel momento nessuna auto in transito, necessaria una grossa gru per la rimozione. Una giornata di paura con tetti divelti, danni e allagamenti in quasi tutta la provincia di Cosenza, la più colpita. Ma vediamo qual era la situazione ad Amantea, dove una nostra troupe ha ripreso il lungomare completamente flagellato. Ecco questa mattina come si presentava il lungomare di Amantea, onde altissime dai 5 agli 8 metri che hanno completamente inghiottito tratti interi della passeggiata del centro del Tirreno Cosentino. Massi, sassi, sabbia e barriere completamente distrutte, ecco quello che resta. La sabbia ha invaso il manto stradale e la protezione civile ha transennato il lungomare proprio per la pericolosità della forza del mare, che ha distrutto completamente alcuni lidi e strutture ricettive che si trovavano lungo questo tratto interessato dalle violenti mareggiate di queste ore. È iniziato tutto nel pomeriggio di ieri e oggi forse si è raggiunto il picco massimo. In tanti hanno raggiunto il tratto a sud di Amantea perché preoccupati o semplicemente incuriositi di ciò che stava avvenendo. Una mareggiata così intensa, dicono, non si ricorda dagli anni 90, con effetti disastrosi. Guardate i tratti di marciapiede inghiottiti completamente dalla forza del mare. In alcuni casi la sabbia e i detriti hanno raggiunto le abitazioni vicine. Il mare fa paura e la speranza è che nelle prossime ore le condizioni meteorologiche possano migliorare e che anche su questo tratto di costa calabrese possa tornare il sereno, nonostante i numerosissimi danni. Massimo. Vigili del fuoco? Dormo. Suonano incessantemente i telefoni della sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cosenza. In queste ultime 36 ore le chiamate di emergenza sono state davvero numerose. I danni del maltempo e le maggiori criticità sull'Alto Tirreno, dice ai nostri microfoni il comandante, ma le chiamate di emergenza non arrivano solo dalla costa, ma anche dall'entroterra, per allagamenti, tetti scoperchiati e alberi caduti, uomini e mezzi allertati per far fronte alle necessità. Abbiamo integrato il sistema ordinario con una squadra a straordinario per poter intervenire e cercare di rispondere il più possibile alle esigenze dei cittadini. La maggior parte degli interventi sono legati a questi alberi che cadono soprattutto sulle strade, quindi creano problematiche anche alle viabilità.
e quindi è necessario toglierle nel più breve tempo possibile. Attualmente siamo con 9 squadre sul territorio e stiamo operando, tecnicamente abbiamo effettuato 2 o 3 sgomberi di edifici che hanno presentato delle criticità di allagamento e quindi di distacco di qualche parte strutturale, sia sul comune di Acri, Tortora, e quindi ovviamente in questo il tempo che sta migliorando però ci fa presagire che speriamo nelle prossime 12 ore di poter risolvere quasi tutti questi interventi. Parliamo di cronaca adesso con Giuseppe Greco, magistrato in servizio all'ufficio GIP GUP del Tribunale di Cosenza, che è stato aggredito nel suo garage da 2 persone a viso coperto. Indaga la polizia. Il giudice Giuseppe Greco, in servizio all'ufficio GIP GUP del Tribunale di Cosenza, è stato aggredito nel seminterrato del garage della sua abitazione. Ad aggredirlo 2 persone armate di bastoni e con il volto coperto. Greco ha riportato lievi ferite. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Sull'episodio però vige uno stretto riserbo. La sottosezione dell'Associazione Nazionale Magistrati di Cosenza, dopo aver appreso dell'aggressione, ha espresso tutto il proprio sconcerto e sdegno per il grave episodio verificatosi, rappresentativo evidentemente, scrivono, di una subcultura della violenza che merita di essere censurata pubblicamente e perseguita penalmente. Piena solidarietà, scrivono ancora, e colgono l'occasione per sottolineare che episodi così efferati dimostrano come in questo particolare momento storico i magistrati siano esposti a continui attacchi che tendono a delegittimarne l'operato. La Procura della Repubblica di Catanzaro invece ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'uso di fondi per la promozione del turismo. Chiesto il processo anche per Mauro Lucchetti, legale rappresentante della Idra, società romana che si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi, e per l'ex parlamentare del Partito Democratico Ferdinando Aiello. L'accusa è di peculato. L'udienza dal GUP è stata fissata per il prossimo 25 febbraio 2020. E sono 11 le finte società per ottenere finanziamenti, 13 invece gli indagati e 2 le misure cautelari, sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro dalla Guardia di Finanza di Cosenza. Beni per un importo di 2,1 milioni di euro sono stati sequestrati a 13 persone dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza nell'ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica alla città Abruzia. Le Fiamme Gialle hanno anche eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari interdittive a carico di un consulente aziendale e un imprenditore, indagati per i reati di malversazione a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza hanno anche sottoposto a sequestro preventivo per equivalente a carico di 13 indagati beni immobili, quote societarie e conti correnti bancari e postali pari al valore complessivo dei contributi pubblici indebitamente percepiti. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica ed eseguite anche mediante l'ausilio di intercettazioni telefoniche, appostamenti, accertamenti bancari e minuziose ricostruzioni contabili e documentali avrebbero fatto emergere anomalie di ingenti flussi di denaro intercorrenti tra una rete di società cartiere create ad hoc al fine di ottenere anche mediante l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dall'imprenditore colpito da misura interdittiva, indebiti finanziamenti erogati da Fincalabra SPA e Invitalia SPA, sia per l'assunzione di nuovo personale che per l'avvio di nuove attività produttive. Dalle indagini è emerso anche che dopo l'iniziale accredito degli importi finanziati sui conti societari di destinazione, le somme venivano girate su altri conti correnti personali o carte prepagate, per poi essere prelevate in contante e utilizzate per scopi diversi da quelli dell'attività d'impresa. Le festività natalizie fanno il paio con i cosiddetti botti illegali. A Reggio si è parlato di prevenzione. Natale, allegria, buona cucina e purtroppo botti, il cui uso spesso non è dei migliori, per non dire altro. Eppure l'attenzione deve essere massima, perché il rischio di utilizzare maldestramente questi fuochi d'artificio e che gli stessi non siano a norma di legge è altissimo, con conseguenze negative per chi voglia dare alle festività anche il gusto, diciamo così, della trasgressione.
Botti di Natale fanno rima con fastidio e incidenti, ma poiché sono un elemento purtroppo immancabile, almeno si pratichi l'esercizio con correttezza e rispetto verso chi non ama molto il genere. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ha realizzato un bel video promozionale con il quale informare i cittadini sul corretto comportamento. Acquistare e utilizzare solo fuochi d'artificio legali presso i negozi autorizzati. Seguire le istruzioni d'uso che sono riportate sull'etichetta. In caso di un malfunzionamento del fuoco d'artificio, non avvicinarsi e non toccarlo, segnalandolo alle forze dell'ordine. Va chiarito che su ogni fuoco d'artificio deve essere adeguata anche l'etichettatura che prevede varie voci. F1 che può essere acquistata e utilizzata dai maggiori di 14 anni. F2 può essere acquistata e utilizzata dai maggiori di 18 anni. F3 può essere acquistata e utilizzata dai maggiori di 18 anni muniti di nulla osta rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza, ovvero muniti di licenza di porto d'armi. F4 che può essere acquistata e utilizzata esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche previo il superamento di apposito corso. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio, proprio per sensibilizzare il più possibile i giovani, ha organizzato anche incontri nelle scuole e in questi giorni molti sono stati i controlli nei negozi specializzati. Proprio nel corso di queste attività è stata sequestrata, pensate un po', 1 tonnellata di fuochi proibiti. Se trovate un fuoco d'artificio inesploso, chiamate il 112. Ma soprattutto, se ad utilizzarlo è un bambino, vi deve essere la supervisione di un adulto. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. La direzione distrettuale antimafia di Brescia ha confiscato beni ai parenti di Antonio Monaco, originario della provincia di Cosenza, ma da anni residente nella Bergamasca, deceduto nel maggio 2017. La confisca riguarda 10 immobili, 2 appartamenti, per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione. Salvata dai carabinieri nel Vibonese una donna che ha tentato il suicidio. Si tratta di una commerciante che si era allontanata da casa dopo aver litigato con i familiari. La donna, ferma sul ponte della strada provinciale che conduce a Maierato, è stata notata da alcuni passanti, allertati i militari che l'hanno bloccato mentre stava scavalcando la recinzione. Incidente questa mattina al mercato di via Smara a Cosenza, un camion ha perso il controllo, un ferito sul posto dei carabinieri per accertare quanto accaduto. A provocare l'incidente sarebbe stata una lite tra 2 venditori. Un intervento innovativo è stato eseguito all'Annunziata di Cosenza su una giovane donna. L'intervento cardiochirurgico per il forame perdio, eseguito per la prima volta in Calabria dall'equipe di cardiologia interventista coordinata dal dottor Francesco Greco insieme al responsabile del progetto, il dottor Angelo Leone. Adesso parliamo di calcio di Serie B con il Cosenza che sbanca il Garibaldi, annichilisce il Pisa con 3 reti dell'attaccante Rivière. Il Cosenza è vivo, la dimostrazione, dalla prova dell'Arena Garibaldi nella gara più difficile per i lupi, scossi dalla sconfitta interna con il Pordenone e mortificati da una classifica sempre più pesante. I rossoblu di Braglia si rialzano battendo il Pisa, avversario in palla e capace di conquistare fin qui 23 punti. È un Cosenza determinato che gioca in modo ordinato e rischia poco, costruendo il successo con una supremazia territoriale coronata dalle 3 splendide reti siglate nel primo tempo, dopo le prove generali, fatte da Mirko Bruccini che impegna Gori di testa. Il vantaggio è solo rimandato, Rivière e Masciacci conquistano palla sulla 3/4, l'attaccante della Martinica vede la porta e conclude siglando una rete bellissima. 0-1 meritato e occasione da non sprecare per una squadra che troppe volte ha buttato via successi già conquistati. Stavolta però il Cosenza non si distrae, Rivière tenta di nuovo da lontano, trovando prontissimo Gori che toglie il pallone all'angolino. Poco male, il bis nell'aria, Baez scende sulla destra e serve ancora Rivière che vede arrivare Bro, il tiro dell'ex sul Tirol e un bolide che non lascia scampo al portiere toscano. Una gioia immensa per il centrocampista riscoperto dal tecnico al primo gol in Serie B. Il Pisa è alle corde e il Cosenza ne approfitta. La terza rete nasce da una sgroppata di Dorazio che va sul fondo e crossa da perfezione per Rivière, gol numero 7 e Capriola come nelle grandi occasioni.
La ripresa è una gara diversa. I rossoblù attaccano ancora e insidiano la porta dei padroni di casa con Masciacci. Poi però, inevitabilmente, subiscono il ritorno di un avversario alla disperata ricerca del gol. Perina respinge il primo tentativo di Fabbro, ma non può nulla sulla conclusione di Birindelli che vale l'1-3. Il Pisa si accende e la partita si infiamma quando l'arbitro Prontera, su indicazione del collaboratore, concede un calcio di rigore per la caduta in area di Fabbro, che approfitta dello scivolone di Monaco per tuffarsi. Dal dischetto però Moscardelli non è perfetto e Perina blocca in 2 tempi, blindando il risultato. In 10 per l'espulsione di Marin, il Pisa si spegne e i lupi possono festeggiare il ritorno al successo che consente di salire a quota 17 punti in classifica, accorciando il distacco dalla zona salvezza. Restiamo a Cosenza invece adesso, andiamo però al Castello Svevo per il presepe di ghiaccio. Il Castello Svevo di Cosenza fino al 19 gennaio ospiterà un evento unico in Calabria inserito nel cartellone delle buone feste cosentine. Si tratta di un presepe interamente realizzato in ghiaccio dai maestri scultori Francesco Falasconi e Luca Mazzotta. La scultura è composta da 13 statue di circa 2 metri, inserite all'interno di una cella frigorifera a vista, che consentirà di mantenere le statue inalterate per tutta la durata dell'esposizione. Un'installazione artistica originale che coniuga il fascino della tradizione del presepe con la modernità dei materiali e della lavorazione. Il presepe di ghiaccio è un appuntamento proposto dalla Svevo SRL per le festività natalizie all'interno della rassegna Castello Svevo Cosenza 2019. Ora invece ci spostiamo a Pietrafitta, sempre in provincia di Cosenza, per una copertina dedicata al presepe. E adesso vediamo le previsioni del tempo. L'inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge che insisteranno sulla nostra regione a causa della lenta evoluzione verso levante del vortice di bassa pressione, che ha causato la fase di forte maltempo sulla Calabria nella giornata di domenica. Il calo delle temperature favorirà il ritorno della neve sui monti calabresi, mediamente a quote superiori ai 1300-1500 metri. Domani al mattino residua instabilità sul Reggino, ma in rapido miglioramento. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani è agitato il Mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata e venti moderati dai quadranti occidentali. Mosso il Mar Ionio con venti moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona notte.